Bulli diventati anche rapinatori che facevano paura ai loro coetanei ma anche agli adulti. Sono 24 i giovani tra i 15 e i 29 anni, italiani di seconda generazione soprattutto, raggiunti da 43 misure di prevenzione personale firmate dal questore di Padova Marco Odorisio. 8 di questi sono minorenni. Nei confronti di 6 giovani emessi 7 DASPO Willy e un DASPO urbano per spaccio con il divieto di stazionare dentro o nei pressi di locali pubblici del centro storico della stazione ferroviaria di Cittadella, nonché vicino ai centri commerciali. Per 9 è scattato il foglio di via obbligatorio per 4 anni dai comuni di Cittadella e Tombolo. Per 5 è emesso un divieto di partecipare a qualsiasi manifestazione sportiva in Italia e nell'Unione Europea per 3 anni. 20 giovani sono stati raggiunti da un avviso orale. Un 17enne è stato denunciato per rapina dopo che alla fermata dell'autobus aveva minacciato con un coltello un coetaneo per farsi consegnare il portafoglio e 2 sigarette elettroniche. Oltre alla denuncia, il 17enne non potrà per un anno stazionare nelle aree di pertinenza dell'intero trasporto pubblico del comune di Cittadella. 2 in particolare gli episodi presi in esame dalla divisione anticrimine della questura di Padova. Il 18 novembre un gruppo di almeno 7 giovani dopo fine scuola aveva aspettato vicino a un supermercato alcuni coetanei selezionati tra i ragazzi più timidi e li aveva costretti a consegnare il denaro. A rifiuto di quest'ultimi, un ragazzo era stato obbligato a comprare da bere al bar sotto la minaccia di fargli del male e accusato a gran voce di essere un ladro visto che non aveva abbastanza soldi per pagare il conto. Il 12 novembre invece 2 sedicenni sono stati sorpresi mentre rubavano pezzi da un ciclomotore vicino alla stazione di Cittadella e accusati di furto, ma segnalazioni sono continuate ad arrivare da parchi cittadini, aree pedonali e supermercati dove la banda entrava con il monopattino spaventando clienti e commesse per guadagnarsi la fuga. Ma il tanto non mi fanno niente non esiste, perché anche questi provvedimenti di natura personale preventiva sono comunque limitativi della libertà, in questo caso di un giovane, di un ragazzo, di potersi recare in un centro storico o di potersi recare in un centro commerciale, quindi hanno proprio una sorta, diciamo, di significato di ammonimento, di richiamo, di che cosa? Di rendere consapevole il ragazzo diciamo, della gravità delle condotte che pone in essere.